che è più indietro per una serie di fattori, in parte di abilità di farlo, questo è fondamentale. È chiaro che c'è una pastoia di lacci e lacciuoli che limitano la possibilità di intervenire in modo rapido ed efficace, che va rimosso. E qui consentitemi, apro un altro capitolo. In questo nuovo modello di sviluppo, agricoltura, dove l'alimentare sono nuovamente al centro in una visione armonica che rispetti l'ambiente e che rispetti anche la qualità della vita delle persone. La battaglia per la tutela del suolo contro lo spreco del territorio italiano vi vede comuni sullo stesso fronte insieme alle bonifiche? Assolutamente, siamo in prima linea, noi e loro, per affermare un tema che è un tema di fondo nella realtà del nostro Paese, e cioè l'esigenza di salvaguardare il territorio, di consegnare alle generazioni future un'Italia ancora vivibile, ancora con delle potenzialità agricole esprimibili, un'Italia non compromessa da quei dissesti ambientali che purtroppo hanno caratterizzato in parte lo sviluppo degli ultimi 50 anni. L'abusivismo edilizio continua a essere un problema. L'abusivismo è un problema, ma anche il comportamento di molti comuni che consentono urbanizzazioni del territorio in modo incontrollato, che non utilizzano le proprie capacità di regolazione dello sviluppo urbanistico in modo ragionevole ed equilibrato. Bisogna fare una grande campagna di sensibilizzazione, bisogna far comprendere a tutti, a partire dalle classi dirigenti, quelle dei comuni, che il territorio è una risorsa limitata, che dobbiamo salvaguardarla, che dobbiamo consegnare ai nostri figli un'Italia ancora vivibile. È un momento di risparmio per il Paese, ma l'agricoltura si trova di fronte a nuove evenienze climatiche. Ci sono prospettive di investimento nel piano irriguo nazionale? Nel piano irriguo abbiamo salvaguardato la potenzialità di finanziamenti che era originariamente prevista, e questo è un risultato non da poco nell'ambito di una fase critica che ci ha portato a una spending review dolorosa. Questo perché abbiamo la consapevolezza di quanto sia importante investire sulla risorsa idrica, è un'altra delle criticità che abbiamo davanti. Noi avremo in futuro sempre meno disponibilità di acqua e sempre più richieste di acqua da parte degli usi civili, dell'industria e naturalmente dell'agricoltura. Dobbiamo per questo gestire al meglio la risorsa. Grazie.